portare aiuto, diciamo, per essere impegnati nell'assistenza alla popolazione dei pellegrini che stanno raggiungendo Roma per esequie del Santo Padre. Era stato annunciato dalla Regione e dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Veneto era pronto a partire e così è. I volontari della Marca Trevigiana in prima fila già arrivati a Roma per gestire e controllare il flusso di pellegrini, fedeli e curiosi che giungeranno in città per le esequie di Papa Francesco. È partito il primo contingente della Protezione Civile della provincia di Treviso, è composto da un caposquadra più 3 volontari. Nelle prossime ore saranno in arrivo al campo base che è situato a Roma Centocelle. Questo primo contingente rientrerà domenica 27 in giornata e da domenica 27 fino al 15 di maggio per il momento, e questa è l'indicazione che ci viene richiesta dal Dipartimento, ci sarà un'alternanza di volontari con una squadra sempre composta da 4 uomini ogni 3 giorni. Da Roma a Treviso, in città Porte Aperte in prefettura, per lasciare un messaggio di cordoglio, un pensiero, un ringraziamento per il Papa. A Roma in questi giorni per il Giubileo degli adolescenti saranno presenti 3.000 ragazzi e ragazze da tutta la diocesi che, zaino in spalla, erano pronti a partecipare all'evento a loro dedicato e alla messa conclusiva del pellegrinaggio con la canonizzazione di Carlo Acutis, il primo santo millennial morto nel 2006 a 15 anni, nonché la possibilità e la speranza di incontrare anche Papa Francesco, occasione che si rivelerà un momento di sentita partecipazione alle sue esequie.